Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi rispondo a una nostra amicizia che è iscritta al canale YouTube del Marietto Veneziano del nome di Rita Bianchi, che chiede che cosa sono gli elementali. Bene, ma prima di fare questo il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube del Degarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook, e lo sapete che i migliori iscritti del mondo Face li abbiamo noi. E poi se volete c'è anche il canale su Telegram Magici Arcieri Bertoldini, dove alle 20:30 il Degana Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Siamo a più di 170 e qui sotto in descrizione vedete il link per poterci raggiungere. In più vi ricordo che il vostro Marietto al mercoledì sera alle 20:30 coadiuvati da il Degard tiene delle live gratuite in cui si possono fare delle domande gratuite, e anche al sabato pomeriggio dalle 15:30 o alle 16 c'è una mezz'oretta di live gratuiti con domande e risposte. Ma passiamo subito alla risposta alla signora Rita Bianchi, che chiede che cosa sono gli elementari, ma in realtà si chiamano elementali. Gli elementali sono delle forme pensiero che vengono costruite ad hoc oppure autocostruite inconsciamente. Sono delle entità proprio vive che possono prendere proprio una loro coscienza. Di solito venivano create nei gruppi misterici per poter aiutare gli iniziati, gli studenti, per poter poi fare delle varie operazioni. Ad esempio gli studenti un po' più debolucci si creavano questi elementali per poter poi attivare meglio lo studente nel suo corso didattico. Oggigiorno i maghi gli elementali li costruiscono per più variati scopi, per far incontrare persone, insomma gli elementali praticamente sono delle entità vibrazionali che si possono prendere qualsiasi forma e forza, e vivono nell'eterico, nei campi sottili, nei corpi sottili sarebbe meglio dire, e possono essere costruiti di qualsiasi forma. Li crea generalmente un mago, oppure le crea le persone in modo inconsapevole, cioè non si rendono conto che magari pensando continuamente a qualcosa creano questa forza che prende poi vita e poi di conseguenza fa quello per cui è stato creato. Cioè se uno ha dei pensieri ossessivi, alcune volte senza rendersene conto crea questa entità che poi di conseguenza diventerà quasi un fantasma, cioè non proprio un fantasma nel senso come nei film, ma diventerà proprio un'entità che se viene alimentata da questi continui pensieri in senso negativo, chiaramente porterà all'autodistruzione la persona e diventerà un parassita. Invece ci sono degli elementali costruiti dagli esoteristi o da maghi o da cabalisti che chiaramente hanno delle altre finalità e hanno degli altri scopi, e di conseguenza saranno anche programmati in modo che quando finiranno il loro scopo si ritorneranno nella luce. Invece quando un elementale viene costruito e autoprodotto da un pensiero ricorrente, allora a questo punto diventerà quasi una larva e si nutrirà della persona che continuerà a pensare a questa cosa qua. Quindi ci sono tanti modelli di elementali, sì, non si chiamano elementari ma si chiamano elementali, ce ne sono tantissimi. Una persona, se sa farlo, ne può costruire tantissimi, ha proprio il suo, come si dice, a suo giudizio, e può costruirne un esercito, infiniti, e prendono l'energia dal cosmo, dalla luce. Spero, cara Rita, di aver soddisfatto questa domanda. Eventualmente, se hai ancora altre domande, qui sotto nei commenti puoi pure scrivere. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.